Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Confessa, poi sceglie il silenzio, il 19enne fermato per il triplice omicidio della sparatoria a Monreale. Per lui l'accusa è di strage, perquisizioni in corso allo Zen e caccia ai 4 complici. Il ministro per lo sport Abodi a Palermo, umanità perduta. Spunta un nuovo video di aggressioni da parte di giovanissime bulle ad Avola nel siracusano, le riprese dei pestaggi virali sul web. Per troppo tempo in attesa al Policlinico di Messina, donna aggredisce infermiera del pronto soccorso, è stata arrestata. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Leonardo, il 15enne caduto dal tetto di uno stabilimento abbandonato a Mazzara del Vallo. Le elezioni provinciali riservate a sindaci e consiglieri di Sicilia, completato lo scrutinio dei 6 presidenti dei liberi consorzi, ritardi a Caltanissetta per la presenza di una scheda di troppo. Calcio, vittoria d'oro per il Palermo a Catanzaro, 3-1 e 6° posto agganciato. Serie C, Catania vince all'ultimo assalto e ottiene il 5° posto, ora il play-off si comincia domenica contro il Giuliano. La vittoria sulla Juventus Next Gen per il Messina vale il play-out, finale di stagione amaro per il Trapani. In apertura la strage di Monreale, il giovane fermato confessa, ho sparato, poi però sceglie il silenzio, caccia ad altri 4 complici a Monreale. Sono giorni di lutto. Marco Gullà. La sorella di Massino per gli amici, piange mentre accarezza la foto del fratello che non c'è più. Non vuole parlare, il dolore l'ha travolta. La pioggia ha spazzato via le ultime tracce di sangue di una notte di follia. A Monreale dovevano essere giorni di festa, ma si sono trasformati in tragedia. Uno striscione campeggia nella strada della strage. Non lo spegni il sole se gli spari. E a sparare e ad uccidere è stato un giovane di 19 anni, si chiama Salvatore Calvaruso, del quartiere Zen. È stato fermato dai carabinieri ieri notte dopo ore di interrogatorio per la carneficina di Monreale. Prima ha confessato con dichiarazioni spontanee, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ragazzo ha ammesso di avere sparato, ma davanti al PM successivamente si è rifiutato di rispondere. A incastrare il presunto criminale sono stati però i video delle telecamere di videosorveglianza della zona della sparatoria e le dichiarazioni di una serie di testimoni. E adesso gli inquirenti sono alla ricerca di altri 4 complici coinvolti nella sparatoria di sabato notte. Sarebbero almeno 2, in particolare i componenti del branco di palermitani che hanno aperto il fuoco, oltre 20 colpi di pistola sparati sulla folla di circa 100 persone. Rischiano tutti l'incriminazione per strage. E oggi a Palermo per un evento il ministro dello sport Abodi ha commentato con queste parole la strage di Monreale. Quello che è successo a Monreale è l'espressione comunque di un disagio che si manifesta in tutta Italia. L'importante è non guardare questi fenomeni da lontano e non limitarsi allo sdegno e a una valutazione che potrebbe sembrare addirittura fredda e decontestualizzata. Di fronte a certi fatti bisogna immergersi in questa umanità perduta. Lo Zen di Palermo è uno dei quartieri d'Italia con il più alto tasso di criminalità. Fin da quando sono minorenni i ragazzi vengono educati allo spaccio dalle famiglie arroganti e violenti, girano armati. L'unica legge che conoscono è la violenza. Delaria Barbagallo. Persone che sono venute da Palermo con il desiderio esclusivamente di creare problemi e di arrivare anche a questo, a ferire, uccidere, perché non si parte da casa con delle armi. È qualcosa che forse dà fastidio anche nei film e intanto è successo e oggi piangiamo tutti. Da Palermo, dai cosiddetti quartieri ghetto, sciamano verso altre località. Lo Zen, secondo i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è tra i quartieri più a rischio d'Italia per microcriminalità. Una vera e propria zona franca. Sono gli stessi genitori ad instradare allo spaccio i figli quando sono ancora minorenni, perché per loro non è previsto il carcere. 2 ragazzi su 3 abbandonano la scuola per entrare nella criminalità. Violenti, arroganti, girano armati. L'unica legge che conoscono è la forza dell'intimidazione e delle armi. Poi si è capito che sono anche dei ragazzini di 15-16 anni, cioè tu hai una rissa,
Cioè, vai a prendere quello che vai a prendere per rovinarti la vita tua e rovinare la vita agli altri. In troppe aree a Palermo regna l'illegalità alimentata da una subcultura dell'antistato e del disprezzo per la legge, afferma il sindacato italiano appartenenti polizia. Bambini che crescono nella violenza, nell'odio, nel degrado, mentre una certa politica, la più infida e moralmente corrotta, non esita a cercare in questi contesti voti da raccogliere. E poi c'è un'altra faccia della violenza giovanile, quella del bullismo. Sarebbero almeno 2 le aggressioni a ragazzine avvenute ad Avola da parte di un gruppo di coetanei. I video depistaggio hanno fatto il giro del web. Francesco Aloi. Ancora un'aggressione, ancora tra giovanissime, nello stesso sabato sera ad Avola. Anche questo video sta diventando virale. Non te li aspetti più che altro da ragazzine così piccole, perché avevano fra i 13 e i 14 anni, quindi è questo che preoccupa anche. Sicuramente c'è un problema che nasce da generazioni anche passate, quindi da genitori eccetera. 2 episodi non legati tra loro. Nel primo una ragazza aggredisce una coetanea, poi la stessa persona, unita ad altre giovani, prende di mira una 14enne di origine africana. È qui che è avvenuta l'aggressione, c'è una piazzetta molto frequentata dai giovanissimi e pensate, qui siamo proprio a 2 passi dal commissariato di polizia. Ed è proprio dei video che stanno girando in rete che polizia e carabinieri, sotto la guida della Procura dei minori di Catania, stanno identificando tutti. Pare che in entrambi i casi tutto sia partito da un pretesto per stuzzicare la vittima, per poi passare dalle parole alle mani. Gli adolescenti di oggi non sono gli adolescenti che eravamo noi. Dovremmo un po' capire di chi è la colpa. E questa la piazza teatro dell'aggressione, già piazza della pace. Sì, la pace, quella che sembra vacillare sempre più, anche tra i ragazzi. E su questi fenomeni abbiamo chiesto una riflessione a Don Di Noto, fondatore dell'associazione Metri, impegnato nella tutela dei più giovani. Lo ha sentito Desiree Ferlito. La necessità è dire ai ragazzi soprattutto che anche da ragazzi si hanno delle responsabilità, non è affatto vero che i ragazzi proprio perché non hanno l'età del consenso non abbiano le responsabilità. Don Di Noto, da sempre in prima linea nella tutela dei più giovani, non resta in silenzio di fronte ai gravissimi fatti di cronaca degli ultimi giorni. Giovani pericolosi, aggressioni continue e poi giovanissimi assassini. È un'escalation di violenza tra i ragazzi. Si diffonde la paura tra i più giovani e i genitori, che secondo il sacerdote hanno delle precise responsabilità. Dobbiamo smetterla che i genitori non abbiano responsabilità. C'è una grande responsabilità che certamente sfugge dalle mani, anche perché accade che dando anche un cellulare tra le mani dei propri ragazzi non si è vigilanti, si è inconsapevoli del rischio ma anche dell'influenza che hanno i nostri ragazzi di modelli diseducativi. La violenza che sfocia poi nella spettacolarizzazione, la stessa ripresa in foto e video, l'influenza negativa dei media e dei modelli proposti dai social network, come se tutto fosse fotografabile, instagrammabile, perché un evento che si verifica sembra sia pubblicabile su TikTok. Io credo che dobbiamo veramente iniziare a creare scuole di vita, scuole di realtà nuove che possono far fuggire dalle insidie del male. Anche la preghiera fa parte di questo impegno necessario e fondamentale, un impegno che vada a difendere l'infanzia e l'adolescenza da tutti i mali che stiamo creando, che sono stati creati e che speriamo non ancora si aggiungano. Al Policlinico di Messina un'infermiera è stata aggredita da una donna irritata per la lunga attesa. La paziente, è stata arrestata. Francesco Triolo. Momenti di tensione ieri sera al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove una donna, cittadina straniera di 56 anni già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Messina Sud perché è ritenuta presunta responsabile di un'aggressione ad una operatrice sanitaria. Le manette sono scattate dopo l'allarme arrivato al numero d'emergenza del 112, contattato dai sanitari del pronto soccorso della struttura. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, probabilmente irritata dalla lunga attesa in osservazione, nel manifestare l'intenzione di abbandonare la struttura avrebbe aggredito fisicamente un infermiere in servizio
che a seguito dell'aggressione subita ha riportato lesioni medicate sul posto. L'intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare la donna, che ancora in forte stato di agitazione è stata condotta in caserma, dove si è proceduto al suo arresto eseguito, come sottolineato dai carabinieri, in base alle normative che proteggono l'incolumità del personale sanitario e il regolare svolgimento del servizio pubblico. In particolare assume rilevanza l'articolo 583 quater del Codice Penale, che prevede pene severe per chi commette lesioni personali gravi o gravissime ai danni di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio a causa delle sue funzioni. Stamattina il giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri, disponendo a carico dell'indagata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Leonardo, il 14enne caduto dal tetto di uno stabilimento abbandonato. Si vuole verificare se l'area fosse ben circoscritta. Laura Spanò. La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla tragedia avvenuta sabato 26 aprile a Mazzara del Vallo, in cui ha perso la vita Leonardo Titone, 15 anni, precipitato dal tetto dell'ex stabilimento vinicolo dismesso sul lungomare San Vito. Gli inquirenti stanno valutando se l'area, pur dichiarata inaccessibile, fosse realmente messa in sicurezza, dato che l'ingresso era facilmente raggiungibile con un passaggio praticato nella recinzione. Sembra infatti che il giovane fosse già entrato all'interno della struttura insieme ad altri coetanei. Leonardo e l'amico tredicenne di origine tunisine sarebbero riusciti a introdursi nell'area attraverso un varco nella recinzione nonostante i divieti di accesso. I due poi sono saliti sul tetto, che ha ceduto sotto il loro peso, facendoli precipitare nel vuoto per 10 metri. Leonardo è morto sul colpo. A constatare il decesso il medico legale Tommaso Lipari. L'amico di Leonardo rimane ancora invece ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cristina di Palermo. La tragedia ha scosso profondamente Mazzara. Ci si interroga ora se si sarebbe potuta evitare. Purtroppo quanto accaduto a Mazzara del Vallo però non è un caso isolato o circoscritto alla sola Sicilia. Nel napoletano un 17enne era morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dismesso. Tra le ipotesi si parlava di un litigio e di una Challenger. Un anno fa a Treviso un altro ragazzino di 14 anni era precipitato dal tetto di un capannone abbandonato nella zona industriale del comune Veneto. Il 14enne era con un gruppo di amici. Anche in questo caso si trattava di un gioco finito male. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per parlare fra l'altro delle elezioni provinciali che si sono concluse. Parliamo adesso di elezioni provinciali, elezioni cioè di secondo livello riservate a sindaci e consiglieri siciliani. Vediamo com'è andata nel servizio di Luca Ciliberti. La lettura del voto delle provinciali al momento è sicuramente parziale, perché nessuno tra liberi consorzi e città metropolitane chiamate alle urne hanno ultimato lo spoglio. Fino ad ora, infatti, è stato completato solo lo scrutinio per scegliere i presidenti dei liberi consorzi. A conti fatti finisce 3-2, il centrodestra vince a Ragusa con l'elezione di Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso, sostenuta da tutta la coalizione ad esclusione della DC. A Siracusa con Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, dirigente di Azione, sostenuto dall'MPA, dalla DC, dalla Lega e dal deputato regionale Carla Uteri, fuoriuscito da Fratelli d'Italia. Forza Italia e Meloniani avevano invitato all'astensione. A Caltanissetta, dove si è partiti in ritardo perché al seggio è stata trovata una scheda in più rispetto ai votanti, alla fine ha vinto Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, sostenuto da Forza Italia. Il centrodestra aveva puntato sul sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, i progressisti sul sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Il centrosinistra vince inaspettatamente invece a Enna con Piero Capizzi, sindaco di Calascibetta, che avrebbe ottenuto voti trasversali da autonomisti e da Forza Italia, e a Trapani con Salvatore Quinci, sindaco di Mazzara, sostenuto da un progetto civico con PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Controcorrente di Lavardera. Più complicata la situazione di Agrigento, dove in realtà non ci sarebbero né vincitori né vinti, visto che il nuovo presidente Giuseppe Pendolino era appoggiato da Forza Italia, dagli autonomisti di Grande Sicilia, ma anche da pezzi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Adesso i veri equilibri di coalizione in tutti i consigli si peseranno allo spoglio dei consiglieri, compresi quelli delle 3 città metropolitane, che per legge avranno come presidenti i sindaci di Palermo, Catania e Messina, rispettivamente La Galla, Trentino e Basile. Oggi il saluto del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che lascia l'incarico dopo 4 anni intensi. Era arrivata in piena emergenza Covid. Tonino De Mana.
Dal Covid all'incendio in aeroporto a Fontanarossa, dalle alluvioni all'emergenza idrica e poi la crisi dei rifiuti, la criminalità e il malcostume. Maria Carmela Librizzi, prefetto di Catania, dal 15 marzo 2021 va in pensione dopo 41 anni di onorata carriera. Sono stati anche anni, particolarmente significativi. Mi fa piacere avere proprio, potuto usufruire della squadra Stato. La soddisfazione più grande a livello professionale vissuta a Catania? Spero di aver avvicinato i ragazzi alle istituzioni e le istituzioni ai ragazzi. La cosa che è più importante per me è essere andata spessissimo nelle scuole, aver fatto venire i ragazzi in prefettura, avere coinvolto i ragazzi in tutte le ricorrenze nazionali. C'è una delusione? Ci sono tante cose che si potevano fare di più e meglio. Perfetto, che Catania lascia? Catania è una città straordinaria, è la mia città d'adozione, quindi la guardo con gli occhi dell'affetto e dell'amore per questa città. È una città che merita tanto, che però richiede anche tanto impegno da parte di tutti. Cosa farà da grande Maria Carmela Librizzi? Intanto vado in vacanza. Approfitto di questa coincidenza con il mio pensionamento, con l'inizio della stagione estiva, e quindi dopo 41 anni avrò un'estate libera. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare fra l'altro delle vittorie di Palermo e Catania. Siamo al calcio, vittoria d'oro per il Palermo a Catanzaro, 3-1 e sesto posto conquistato. Marco Gullà. 3 gol, 3 punti, sesto posto e playoff blindati. Il Palermo vince a Catanzaro 3-1, conquista una vittoria fondamentale e dà un segnale chiaro al campionato. Rosanero adesso sesti, sorpassato proprio il Catanzaro e quinto posto occupato dalla Juve Stabia, distante solamente 2 punti. Una partita ben giocata dalla formazione di Dionisi, questa volta abile a mantenere il vantaggio e a non farsi rimontare. Dionisi conferma le previsioni della vigilia, Segre trequartista Brunori e poi Pogliampalo. Al 9 minuto è già gol per il Palermo, cross di Brunori e goffo intervento sotto porta del difensore Bonini, autogol che è materiale per la Jalapas, 0-1. Il Palermo gioca bene, il Catanzaro non riesce a incidere, così al 26esimo arriva il raddoppio dei siciliani. Brunori ancora una volta palla al centro, ma questa volta è Segre da 2 passi a mettere alle spalle di Pigliacelli. Il Palermo difende bene e non soffre, i rosanero, anche se lasciano l'iniziativa al Catanzaro, non hanno ancora subito un tiro in porta da parte dei calabresi. Ripresa, il Catanzaro questa volta reagisce, il Palermo spreca lo 0-3 e allora Biasci riapre la contesa con questo gol di testa. I calabresi iniziano a crederci, il Palermo si difende e prova a ripartire. Nel finale clamorosa palla gol per il Catanzaro, Ceccaroni scivolata decisiva su Pontizzo che aveva superato anche Audero. Entrano Verre e Leduaron e proprio da loro due nasce l'azione che porta al sigillo finale, gol di Leduaron e 3 punti in naftalina. Il Catania batte anche il Potenza e va ai play-off da quinto in classifica. Marco Carli. Il bomber, che dopo essere tornato in campo torna anche al gol e tanti segnali positivi, soprattutto dopo il pari lucano. Il Catania ottiene quello che voleva a Potenza, conservare il quinto posto frutto della quinta vittoria consecutiva in trasferta, la sesta nelle ultime 7. Una squadra che ha recuperato tanti giocatori importanti, non solo inglese, Sturaro ad esempio e Dal Monte, che saranno protagonisti nella ripresa e che può contare su interpreti che fanno sempre il loro compito e talvolta di più, come Raimo, che porta in vantaggio gli etnei in avvio di partita su Torre di Ditacchio. Poi i rossazzurri si chiudono, Dini deve sbrogliare qualche matassa, soprattutto nella ripresa. Gli etnei stanno indietro e il Potenza che pressa alla fine la spunta, con Castorani che pareggia. Nella prima pressione molte volte abbiamo sbagliato tecnicamente e loro ne hanno approfittato, però la squadra si è ricompattata subito, ha concesso poco. A quel punto i rossazzurri sono sesti con playoff più in salita, invece ecco i segnali, entrano anche Dal Monte e stoppa, il Catania si riaffaccia davanti, Sturaro salva sulla deviazione non centrata di Verrengia e poi ecco bomber inglese su assist di Dal Monte, gol da grande attaccante per il Catania, una strada sulla carta più agevole, con il Giuliano in casa al primo turno dei playoff con 2 risultati su 3 a disposizione e nel secondo turno di nuovo in casa, sempre con la possibilità di andare alla fase nazionale, anche con il pari.
Siccome ci siamo piazzati con un risultato positivo oggi, abbiamo 2 risultati su 3, quindi i primi 2 turni in teoria dovremmo essere avvantaggiati. Cerchiamo di sfruttare questo vantaggio, però la partita secca non è mai semplice. Noi penso che ci arriviamo pronti, da squadra, da gruppo. Il Messina vince e va ai play-out. Sentiamo Sergio Colosi. Il play-out sarà Messina-Foggia. La vittoria contro la Juventus Next Gen, la quarta negli ultimi 5 incontri, ha regalato ai giallorossi il doppio spareggio per la salvezza. Gatto conferma l'11 del turno precedente. Juventus già ai play-off con un ampio turnover. Dopo un tentativo di Pucca sventato da Krapikas, gara in discesa per i padroni di casa, con il rosso a Gil per fallo su Petrucci in chiara occasione da rete. Partita decisa in 5 minuti, sbloccata da un destro di Tordini al 22esimo, chiusa al 27esimo sull'invito di Garofalo da Luciani, al 10° gol in 7 incontri. Nella ripresa Gelli di testa sfiora il tris con Garofani decisivo. A sorpresa Maradio riapre la sfida sul cross di Guerra, successiva ad una parata di Krapikas su Pucca. Il Messina spreca ancora con Garofalo e Gianfi, le cui conclusioni trovano pronto Garofani. Nel finale espulso anche Citi, ma la Juve in 9 uomini ci ha provato fino all'ultimo. Senza società ma con grande dignità, la squadra potrebbe salvare la Serie C almeno sul campo. Finale di stagione amaro per il Trapani, la Casertana vince e si salva, Granata fuori dai play-off. Franco Cammarasana. Si chiude con una sconfitta interna ad opera della Casertana la stagione fallimentare del Trapani. Granata fuori anche dai play-off, raggiungibili solo con una vittoria e il contemporaneo successo del Benevento a Giugliano. Dopo 3 vittorie nelle ultime 3 partite, la squadra Granata ha mancato l'appuntamento più importante, con una prestazione confusionaria totalmente sterile in fase offensiva. La Casertana ha costruito il successo che le ha consentito di salvarsi evitando i play-out su una rete realizzata all'11° da Michele Vano, che di testa ha anticipato l'uscita di Barosi su una punizione di Falasca. Al 35° la Casertana avrebbe potuto raddoppiare, ma Falasca, sempre su punizione, colpiva il palo. Trapani arrembante ma privo di incisività contro la difesa attenta dei campani. Priva di vere emozioni la ripresa. Kragl al 13° su punizione sfiorava l'incrocio. Poi solo angoli per il Trapani, mentre all'89° Bonino calciava sul palo la palla del 2-0. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso ad Anteprima Corner, l'informazione torna alle 19. A tutti una buona giornata.